Oggi parliamo in concreto di benessere animale, lo facciamo nella stalla di Floriano De Franceschi a Castelgomberto, dove convivono 3 sistemi particolari per aiutare gli animali a vincere questi momenti difficili quanto a temperatura. Allora, uno lo vedete è questo tubo, poi ci sono le grandi ventole, gli elicotteri e poi un altro sistema diffusore di aria. Queste sono le cucce degli animali, ma andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Sono degli incontri che sono 7 incontri che sono finanziati dal progetto della Regione del Veneto, dove andiamo a ragionare su tante tematiche che riguardano il benessere dell'animale. Oggi da noi parliamo in questa azienda che fa un po' da precursore, insomma, abbiamo ragionato sul ragionamento della ventilazione in stalla, quindi sul benessere dell'animale a superare questi momenti difficili di stress da caldo. L'abbiamo fatto qui perché qua abbiamo 3 tipi diversi di ventilazione, quindi che va incontro a far star bene gli animali. Uno che è la ventilazione a pale normale, uno che è un raffrescamento adiabatico dove l'aria passa attraverso l'acqua per avere quei 3, 4, 5 gradi di raffreddamento, e l'altro è un nuovo sistema ad aria che va a mandare sulle cuccette, cioè dove gli animali devono coricarsi e dormire, e che è importante che gli animali vadano a coricarsi e dormire anche col caldo. Sono un raffrescamento in cuccetta. Sono 3 dinamiche totalmente differenti. In questo caso stiamo tentando anche di farle collaborare, se così vogliamo dire, quindi magari abbassare un po' la ventilazione da una parte, aumentando dall'altra. Tutto questo per far stare gli animali nel miglior modo possibile e superare questi stress da caldo di questi 40-42 gradi in cui stiamo vivendo. Qui abbiamo realizzato una soluzione per l'abbattimento della temperatura all'interno di una stalla. Noi ci occupiamo di benessere umano in generale e queste sono soluzioni che ormai da 15 anni vengono utilizzate in ambienti di lavoro per il refrigerio e il benessere delle persone. Da ormai quasi una decina d'anni queste soluzioni vengono portate anche in questo settore, perché sempre di più anche gli animali hanno la necessità di vivere la quotidianità in un ambiente più confortevole, sia per una questione di salute sia per una questione di produttività naturalmente. Qui abbiamo realizzato un impianto di raffrescamento con il principio adiabatico, che è un sistema molto ecologico e molto economico in termini energetici per raffrescare grandi volumi come può essere quello di questa stalla alle mie spalle, un sistema che funziona in ambienti aperti come questo e che, come dicevo, usa pochissima energia per raffrescare grandi volumi. Come funziona, Andrea? Questo sistema utilizza la capacità dell'acqua di togliere temperatura all'aria, quindi sono delle macchine che hanno dei grandi pannelli evaporativi che proprio attraverso l'acqua abbattono la temperatura dell'aria. Un ventilatore poi butta all'interno dell'ambiente, attraverso canalizzazioni come quel tipo, aria fresca abbattuta di 10-12 gradi rispetto alla temperatura dell'ambiente. Abbiamo avuto la possibilità di installare 3 settimane fa in questa azienda di Fabrizio De Franceschi un nostro impianto. Siamo il leader in Germania sul tipo di ventilazione tubolare, e noi peschiamo aria esterna fresca e viene distribuita sopra la fila delle cuccette. E diciamo, seguiamo già da 10 anni la ventilazione che fa parte dell'arredamento di una stalla di oggi, perché sappiamo le temperature salgono e il benessere diventa molto più importante, perché sappiamo se non riesco a rinfrescare le vacche ha un danno grandissimo, partendo da 200 a 400 euro al capo e all'anno, e questo qua è possibile diminuirlo con la ventilazione per tenere le vacche più tempo possibile nelle loro cuccette. Come funziona l'impianto, com'è strutturato e poi dal punto di vista del consumo energetico come si pone?
Allora, dopo un sopralluogo viene deciso con l'allevatore dove viene montato il ventilatore, la posizione ideale, e viene montato il nostro tubo in tessile traspirante, e poi viene anche deciso la posizione dei ugelli. Abbiamo dei ugelli regolabili, sempre 2 ugelli da 2 a 4 ugelli per cucetta. E poi possiamo anche fare degli archi, ogni tanto dobbiamo passare una sala di mungitura, ritornare alla posizione giusta. Con questo nostro sistema, tutto made in Germany, possiamo entrare su tutte le stalle, anche su stalle basse. Poi succede così che viene collegato con la centralina viene collegato con un sensore della temperatura. Il sensore decide poi quando lo faccio partire. Per esempio in questa stalla facciamo partire con 12 gradi. Con 12 gradi parte con una pressione minima, e in parallelo, quando si alza la temperatura, si alza anche la pressione del nostro ventilatore.